Buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento per aggiornarvi sulla questione coronavirus. Anche quest'oggi non ci sono stati segnalati nuovi casi di positività, che comunque ci fa bene sperare come tutti i giorni, e volevo insomma un attimo anche aggiornarvi su quelle che sono le nuove disposizioni che ha emanato il Presidente Conte l'altra sera. Di fondo rimane tutto invariato come adesso, solo che il periodo di quarantena, chiamiamolo così, è stato prorogato fino al 13 aprile, quindi fino a dopo Pasqua. Queste nuove disposizioni ricalcano quelle che erano già state stabilite prima, quindi con la chiusura dei bar, dei ristoranti, con le aperture di determinati servizi come le farmacie, i generi alimentari, le officine, quindi rimane tutto più o meno come è già adesso. Incrementano ovviamente le multe per chi viola le disposizioni e rimane sempre inteso che non sono ammessi spostamenti sia fuori dal proprio comune sia all'interno del proprio comune, salvo per i motivi, come avevamo sempre detto, di lavoro, di salute o di necessità, quindi se dovete recarvi al lavoro, se dovete fare una visita dal medico, oppure se avete delle necessità, quindi magari recarsi per i generi alimentari, per il fornimento di carburante, ove anche fuori comune, ove non è presente nel proprio territorio, insomma, o nel punto vendita più vicino. Quindi più o meno le regole rimangono sempre quelle regole che già conoscete. Per quanto riguarda la distribuzione delle mascherine, ci è arrivato il quantitativo necessario per fare distribuzione ad ogni abitante della comunità di Po, e quindi da questa mattina sono già 3 squadre operative su tutto il territorio del comune, una nella zona marina, una a Mazzorno e una qua a Teo di Po, per completare la distribuzione, quindi dare proprio a tutti i cittadini uno dei dispositivi forniti da Grafica Veneta e dalla Regione Veneto. La consegna avrà le medesime modalità delle consegne che è già stata effettuata, quindi sempre gli operatori suoneranno il campanello, avviseranno prima con un messaggio acustico che stanno distribuendo i dispositivi, e quindi insomma cerchiamo di darci una mano tutti quanti per velocizzare il più possibile le consegne, quindi cerchiamo di rimanere a casa il più possibile, in modo da agevolare anche il lavoro dei volontari di protezione civile, che ancora una volta ringrazio per quello che stanno facendo. I nostri uffici e servizi sociali stanno andando avanti per quanto riguarda le domande per accedere ai buoni famiglia, chiamiamoli così, che sono stati previsti dal governo, quindi 57.000 euro che sono stati stanziati al Comune di Po. Stanno procedendo, si sta già delineando quelle che saranno le linee guida per la gestione di questi buoni, e contiamo nel fine settimana o al massimo lunedì della prossima settimana di essere già operativi, quindi pronti a uscire con la domanda. Per quanto riguarda le modalità di richiesta, cercheremo di lavorare il più possibile in modalità online, nei limiti della possibilità, quindi l'autocertificazione eventuale sarà disponibile sul sito internet del comune, sarà disponibile sulla pagina Facebook del comune. Ci sarà un indirizzo mail dedicato a cui inviare tutte queste informazioni, in modo da appunto rispettare il più possibile che sono i dettami delle regole che ci siamo dati, e quindi insomma essere nello stesso tempo sia efficienti ma anche distanti, avere meno interazioni possibili, in modo da garantire la salute di tutti quanti. Sono gli ultimi sforzi che speriamo di fare, infatti speriamo che dopo Pasqua, come annunciato, ci sia un po' un allentamento delle restrizioni, allentamento che sarà gioco forza graduale. Le nostre abitudini di vita cambieranno nuovamente, però sappiamo che lo facciamo tutti quanti per, da un lato, sconfiggere quello che è questo virus, dall'altro ritornare ad una vita normale nel più breve tempo possibile. Quindi vi ringrazio ancora tutti quanti per gli sforzi che state facendo, e ringrazio tutti gli operatori che stanno comunque continuando a lavorare per garantirci quelle che sono tutte le nostre principali funzioni, e quindi
ringrazio veramente tutti perché stiamo facendo un lavoro veramente egregio come nazione, cercando di superare questo che è uno dei più grandi sfide che abbiamo davanti a noi. Quindi ringrazio tutti e ci vediamo domani per il nostro consueto appuntamento. Grazie e buona giornata.